Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Guardate, sono circondato da foto e immagini della Lucchese, che è una squadra storica che ha vissuto tantissime annate in Serie B. Io quando ero ragazzino ero una specie di tifoso della Lucchese, non ho mai capito il motivo, ma mi auguravo sempre che si salvasse in Serie B. Era come se noi abbiamo sempre bisogno di essere circondati da certezze che ci tranquillizzino. Ecco, vedere la Lucchese in Serie B mi tranquillizzava che fosse tutto a posto, che il mondo fosse sempre lo stesso. Ma io oggi sì, vi parlo della Lucchese, ma vi parlo in particolare del simbolo della Lucchese di ieri e ancora di oggi, perché resta non solo il recordman di presenze e di gol, ma resta il simbolo e il giocatore più rappresentativo nella storia del club toscano. E parlo di Roberto Paci, che un po' come Marulla per il Cosenza, che vi ho raccontato diverse puntate fa, diverso tempo fa. Andatevi a recuperare il video, che è un po' simile, anche se purtroppo l'epilogo è stato drammatico, perché Marulla purtroppo è scomparso. Paci è ancora vivo e vegeto, ed ha legato alla Lucchese gran parte della sua carriera, o comunque i momenti, gli anni più gloriosi della sua carriera, e probabilmente anche della Lucchese nella storia recente. La Lucchese poi ha fatto la Serie A secoli fa ormai, ma diciamo che in epoca recente è Paci il grande protagonista. Paci è un bolognese nato nel 1964. Negli anni 80 in 7 stagioni indossa 7 maglie diverse, fra cui anche quella della Lucchese per un breve periodo, ma indossa le maglie del Parma, dell'Alessandria, dell'Asti, dell'Ancona, del Prato, tutte in Serie C. Nell'estate del 1988 torna a Lucca. Campionato 88-89 è un campionato discreto sia per la Lucchese che per Paci stesso, che fa 7 gol. Quello della svolta e quello successivo 89-90 per 3 motivi. Paci segna 14 gol. La Lucchese torna in Serie B dopo quasi 30 anni, dopo 27 anni, e vince la Coppa Italia di Serie C nella doppia finale con il Palermo. La Lucchese dal 90-91 al 98-99 è stata ininterrottamente in Serie B, con alti e bassi, ma comunque sempre in Serie B, una striscia lunghissima. Campionato 90-91 è ottimo sia per la Lucchese, che sfiora la Serie A, che per Paci, che fa 13 gol. Qui io ogni volta che leggevo sul Guerri Sportivo il punto della Serie C, della Serie B, i gol della Lucchese erano sempre di Paci. C'era Paci, c'era Rastelli, c'era Simonetta, però mi ricordo che in particolare proprio Paci era il bomber. Qui è la seconda giornata del campionato 90-91. La Lucchese ha fatto 2-2 in casa della Reggiana e Paci, come al solito, ha fatto gol. Questo è pure il tabellino della partita. Reggiana Lucchese 2-2. Paci ha segnato il secondo gol della Lucchese. Vedete tutti i tabellini della giornata di Serie B del 90-91. Tra l'altro la Lucchese di Orrico gioca benissimo, sfiora la Serie A. Orrico poi andrà all'Inter, e la conoscete la storia di Orrico all'Inter 91-92, l'ho anche raccontata, quindi vi potete andare a ripescare anche quella. 91-92 va un po' peggio, segna 9 gol Paci e la Lucchese va un po' peggio. 92-93 14 gol di Paci. Questa è la stagione 93-94. Questa è la figurina di Roberto Paci accanto ad Eusebio Di Francesco, tra l'altro, che poi andrà a giocare in Serie A con il Piacenza. Questi nomi storici della Lucchese degli anni 90. È crollato tutto qua, ecco. C'è pure Bettarini, vedete? C'è Di Stefano, che era una bella ala, c'è Di Francesco, Rastelli, Giusti, me lo ricordo anche. Insomma, la Lucchese continua a farsi largo in Serie B. Nel 94-95 i toscani vivono un'annata molto tribolata, con salvezza all'ultima giornata, battendo il Piacenza già promosso in Serie A 1-0, gol ovviamente di Paci. Nell'estate del 1995 qualcosa cambia, perché Paci accetta la corte della Reggiana, che è appena retrocessa dalla Serie A e punta al ritorno in Serie A, tra l'altro con la prima panchina di Carlo Ancelotti come allenatore
professionista, come primo allenatore dopo gli anni da collaboratore di Sacchi in nazionale. Tra l'altro mi ricordo che nell'estate del 1900, no, era l'estate prima, l'estate del 94, ci fu un amichevole. No, era quell'estate lì, ci fu un amichevole Reggiana-Milan e la Reggiana vinse 1-0 con gol di Paci. Non mi ricordo se era l'estate del 94 o l'estate del 95. Mi ricordo queste due amichevoli che il Milan perse entrambe 1-0, Lucchese-Milan e Reggiana-Milan, e una delle due segnò Paci, se non addirittura tutte e due. Questo adesso mi è venuto in mente proprio adesso, quindi non ho modo di vederlo, però poi lo rivediamo, lo scrivo, magari lo fisso nei commenti, o se qualcuno di voi che è più matto di me se lo ricorda. Comunque, nell'estate del 95 va alla Reggiana. La Reggiana parte malissimo, nonostante sia una delle grandi favorite per la promozione, e nonostante Paci qualche gol lo faccia, ma non ingrana. Addirittura mi ricordo che dopo la sconfitta di Pescara-Reggiana 4-1, in cui Paci segnò il gol del vantaggio iniziale della Reggiana, Ancelotti fu messo sulla graticola. Si diceva che se non avesse vinto la partita successiva sarebbe stato esonerato. Le cose poi si ripresero per la Reggiana, ma nel mercato di novembre cambia qualcosa. La Reggiana, soprattutto la Lucchese, ha bisogno di un centravanti perché sta andando male, e nonostante 3 gol in 10 presenze, Paci torna a Lucca, si perde la promozione in Serie A, dove non giocherà mai tra l'altro, per tornare nella sua Lucca e nella sua Lucchese. Una Lucchese che, con il ritorno del centravanti, questa è la prima partita di Paci dal ritorno, o la prima o la seconda partita di Paci dal ritorno la seconda, perché è il 3 dicembre. Lucchese Avellino 1-0, gol di Paci al secondo minuto. La Lucchese si riprende, qui la Lucchese addirittura è al terzultimo posto con 15 punti, non è che si veda granché, è un po' il tabellino come quello precedente, però guardate qui la classifica. La Lucchese è a 15 punti con appena 3 vittorie e arriverà a giocarsi la promozione in Serie A. In primavera perderà 2-0 in casa del Bologna e perderà l'occasione di avvicinarsi ancora alla promozione. E Paci segnerà 7 gol dal ritorno a Lucca, quindi in totale farà 10 gol. La stagione successiva, 96-97, che vi ho portato anche qui, è la migliore della carriera per Paci, che è questo qua, eccolo, e questa è tutta la Lucchese 96-97. È una stagione molto deludente per la Lucchese, che arriva 14esima, ma è la miglior stagione della carriera di Paci, che fa ben 20 gol e ha comunque oltre 30 anni. L'anno dopo, 97-98, a 33 anni, si ripete, segna 16 gol, e sono un po' le ultime fiammate del vecchio bomber. La stagione 98-99 è un po' malinconica per la Lucchese, che finisce in Serie B, in Serie C dopo quasi 10 anni. Paci segna appena 5 gol, prova l'anno successivo quasi stoicamente a 35 anni a riportare i rossoneri in Serie B, ma sono cambiate tante cose. La Lucchese non è attrezzata per la promozione, o quantomeno non riesce ad agganciarsi al treno promozione. Paci segna gli ultimi 4 gol della sua splendida avventura in Toscana, che chiude con 375 presenze e 137 gol. Tra l'altro è anche un super bomber della Serie B con 108 reti, è uno dei primi nella classifica di tutti i tempi della Serie B. Chiuderà la sua carriera l'anno dopo, nel 2001, segnando un solo gol con la Viterbese. Ma Paci è ancora oggi il simbolo della Lucchese, dell'ultima Lucchese in Serie B. Sono passati oltre 25 anni dall'ultima volta della Lucchese in Serie B. Paci stesso, che è spesso invitato a cene, raduni e incontri nella città di Lucca, spesso dice: a me è legata l'ultima Lucchese in Serie B, ma io vorrei che la squadra tornasse in Serie B, vorrei che ci fossero altri giocatori, altri nomi, altri miti per i tifosi, che scrivessero ancora la storia della Lucchese. La Lucchese oggi
veleggia in Serie C così a centro classifica, non sembra una squadra attrezzatissima per la promozione. Vedremo che ne sarà dei rossoneri toscani. Di Paci abbiamo detto tutto, ha compiuto in questa estate del 2024 i suoi 60 anni, che sono stati celebrati anche dalla Lucchese stessa, e a lui è legato il ricordo della Lucchese degli anni 90 della Serie B, quella Lucchese che, come vi ho detto all'inizio, in Serie B c'era sempre e comunque. Un giorno sono convinto che ci tornerà. Iscrivetevi al canale, ciao a tutti.